Rovigo, una città incastonata nel Polesine. E il Polesine, un territorio vastissimo, spesso ignorato. Una terra dai 1000 volti e dai 1000 misteri. Scoprili insieme a noi. Della città di Rovigo se ne ha menzione soltanto nell'838 d.C., dove gli abitanti di Rodigo erano sottoposti al vescovo di Adria. L'origine del nome è tuttora incerta. Per i più romantici deriva dal termine greco rodon o rosa, mentre per gli storici dal termine germanico rod, torre. Nel centro cittadino svettano due torri, la torre Donà e la torre Grimani, chiamata anche torre Mozza. Tra le leggende che avvolgono questa terra, ce n'è una che parla di un religioso ubriacone, vittima dei suoi amici burloni. Un giorno gli mostrarono il contratto in cui si dichiarava che, avendo perso a carte con il diavolo, avrebbe dovuto scegliere tra cedere l'anima o il castello. Lo spaventò a tal punto che decise di rinunciare al castello, ma ad una condizione: doveva essere distrutto. Iniziò così i lavori di demolizione. Leggenda narra che il proprietario, a seguito di un incidente, morì, lasciando a metà l'opera di demolizione della sua torre. Gli abitanti di Rovigo dicono di sentire ancora i colpi di piccone di questo sfortunato mentre cerca di distruggere la propria casa. Nel giardino del chiostro dei Cappuccini, un massiccio sarcofago in pietra del VII secolo sembra passare inosservato. Proveniente forse da Jesolo, soggiornato per un po' di tempo in un convento veneziano nel Settecento, è poi arrivato fino a qui. Il defunto era un certo Constantius, un uomo che, per avere un posto migliore in paradiso, decise di far incidere delle parole traboccanti di umiltà e fede. Un testo latino, in parte consumato dal tempo, recita: «Con animo lieto mi avvio a te, o Signore. Riscattami, perché mi hai plasmato con fango della terra. Affido il mio corpo alla terra. Accogli, anima mia, accoglimi nel seno di Abramo». Nel corso del tempo il sarcofago venne usato anche per contenere le ossa di altre persone, ma alla fine i frati gli trovarono un altro scopo, umile come il suo proprietario. Lo usavano come acquaio per i prodotti dell'orto. Un altro sarcofago, forse ancora più incredibile, si trova sempre in provincia di Rovigo, in un paese chiamato Ariano nel Polesine. Siamo ad Ariano nel Polesine, antica stazione di posta romana. La pieve di San Basilio risale al IV secolo d.C. Le statue, ormai logore, sono segno dell'inevitabile passare del tempo e narrano la venerazione e la devozione di antichi fedeli. La vecchia campana, spettatrice silenziosa di innumerevoli preghiere e cerimonie.
la colonna miracolosa, capace di guarire il mal di testa e di far tornare il latte alle neomamme. Sotto di noi, la chiesa antica, il pavimento con alcuni frammenti di mosaico romano, una mola usata come fonte battesimale. San Basilio, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra spiritualità e quiete, un invito a contemplare il sacro e l'inspiegabile che permea il tessuto della sua stessa esistenza. Davanti alla chiesa troviamo un grandissimo sarcofago di pietra. La leggenda narra che all'interno furono trovate delle ossa gigantesche. In realtà questa è un'arca di pietra risalente all'età romana e secondo un documento del 1603 era riportata una scritta: qui giacciono le ossa di Sant'Antonino, maledetto come Giuda chi oserà profanare il suo sepolcro. Secondo la tradizione popolare invece le scritte poste su quest'arca erano differenti. Su di un lato era scritto beato chi mi girerà, mentre sull'altro era scritto grazie di avermi girato. A stare sempre sullo stesso lato mi facevano male le ossa. A Granzette, poco distante da Rovigo, si trova una grande struttura ormai chiusa e in decadimento. Era un luogo dove venivano confinati i malati mentali, le persone con problemi psichiatrici più o meno gravi, un vero e proprio manicomio. Nei primi decenni del Novecento, le cure per i malati di mente passarono dai bagni freddi alle iniezioni di bacilli della malaria. Col progredire delle tecniche fu aggiunto lo shock diabetico. In seguito fu impiegato l'elettroshock. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'ospedale fu utilizzato anche dai nazisti. Storie o leggende narrano di pratiche occulte da parte dei vertici delle SS. Le note di una diabolica canzone suonata per rinchiudere, tener segregato un guardiano nordico, un demone, sarebbero ancora incise sui muri della stanza che lo imprigionava. I gorghi sono delle cavità naturali che nel corso degli anni si sono riempite d'acqua, diventando dei veri e propri laghetti. Il più profondo di tutti questi, si trova a Trecenta, tra Rovigo e Ferrara. È profondo quasi 12 metri, viene chiamato il Gorgo della Sposa. Vi è una storia d'amore antica quanto la notte dei tempi. Una giovane innamorata di un ragazzo povero e il padre che la promette ad un uomo più vecchio, ma ricco. Disperata, mentre la carrozza la conduce verso la casa dell'uomo che non ama, la giovane si getta nel gorgo, trascinando con sé la carrozza. Più di qualche abitante dice di aver visto in certe notti un velo da sposa galleggiare sull'acqua del gorgo. Sarebbe il velo della sposa mai giunta a destinazione. Il Polesine, terra affascinante e misteriosa, è un perfetto equilibrio tra moderno e antico, sacro e profano, verità e leggenda.